Alla fine tutto si è risolto in un'ora di disagi alla circolazione nel cuore di Mestre. Parecchio se si pensa agli inevitabili problemi che comporta un incidente in un luogo strategico alla viabilità cittadina come Piazzale Cialdini. Il minimo se si considera che quello scontro tra un tram e una microcar poteva avere conseguenze ben peggiori, soprattutto per chi occupava l'auto, che invece, nonostante il veicolo sia finito a ruote all'aria, non ha riportato neanche un graffio, solo un grosso spavento. Sono quasi le 9:30 del mattino quando il tram, che aveva appena lasciato la fermata per il suo viaggio verso Favaro, incrocia il proprio destino con una mini auto, veicoli dalla dimensione estremamente ridotta che si possono guidare anche senza patente, proveniente da via San Pio X. Ancora sotto shock, il conducente, residente in Comune di Venezia, assiste alle operazioni di rimozione della sua macchina. Stavo andando a Venezia per fare il controllo del ginocchio e giustamente quello che è capitato, non ho visto il tram che arrivava, però ho sempre fatto questa qui, però purtroppo oggi è capitato di tutto e è andato così. L'auto è passata davanti al tram che non è riuscito ad evitare lo scontro. Uno scontro spettacolare. Colpita su un lato, la microcar si è capottata. All'arrivo dei soccorsi la situazione era apparsa potenzialmente grave. Fortunatamente un'impressione. L'intervento dei vigili del fuoco è stato necessario solo per liberare i due occupanti dalla vettura. Poco tempo fa uno scontro analogo si era verificato sulla rotonda di San Giuliano. Fatta salva la doverosa attenzione richiesta a chi si mette al volante, in diversi in piazzale Cialdini hanno però anche notato l'assenza di una segnaletica che avvisi in maniera evidente degli eventuali rischi. Se non c'era questo tram, questa cosa qua, come una volta che c'era il pullman, forse non esisteva questa roba qua. A me non è che non mi piace questa col tram. Loro per gli altri forse può essere andava bene, ma è solo intrigo, soprattutto con le macchine e soprattutto anche con le biciclette.